Quinta corsa, un confronto per cavalli di 4 anni, vincitori da 5 a 12.000 euro in carriera, distanza del doppio chilometro. 1 Flacca Font, 2 Filosofia Grimm, 3 Falcon Baldone, 4 Fulmine SM, 5 Fly Lippidalvio, 6 Ferrari Play, 7 Faraone Caraf, 8 Fly dei Greppi. Macchina che prende velocità, si ritraggono i numeri alti. Si parte con veloce Filosofia Grimm che prova ad andare al comando nei confronti di Falcon Baldone. Dalla seconda fila parte alla grande Fly dei Greppi che si sistema subito in corda alle spalle dei primi. Sulla curva di sinistra al comando Filosofia Grimm, Falcon Baldone che cerca di ritrarsi nella sua scia. In corda c'è Fly dei Greppi con in quarta posizione Fulmine SM. 14,9 per i primi 200 di corsa, in vantaggio Filosofia Grimm che precede Falcon Baldone, poi Fly dei Greppi, mentre Faraone Caraf prova ad avanzare all'esterno dopo 400 metri in 30,5. Filosofia Grimm al comando, precedendo Falcon Baldone. In terza posizione rimane sempre Fly dei Greppi, poi Faraone Caraf che è avanti al 4 di Fulmine SM, poi ancora Flacca Font e Ferrari Play. Parziale 15,8 per la curva di destra, si continua a passo abbastanza regolare, tranquillo, con Filosofia Grimm che continua a guidare il gruppo. In seconda posizione Faraone Caraf, mentre allo scoperto c'è Faraone Caraf, mentre in corda c'è sempre Fly dei Greppi, con in seconda pariglia esterna Fulmine SM. Chilometro passato in 1,16,4, passaggio davanti alle tribune, al comando Filosofia Grimm nei confronti di Falcon Baldone. All'esterno Faraone Caraf prova ad impegnarsi ora con maggior decisione a un giro dalla conclusione. 14,7 il paletto davanti alle tribune, 1,31 e 1,75 di miglio, con Filosofia Grimm che continua a guidare il gruppo nei confronti di Falcon Baldone. Faraone Caraf con in scia Fulmine SM, poi Fly dei Greppi, curva di destra passata in 15, accelera Filosofia Grimm che prova a guadagnare vantaggio ai rivali, sempre Falcon Baldone in seconda posizione. Di fuori non guadagna Faraone Caraf, in corda rimane Fly dei Greppi a 400 dalla conclusione, un paletto in 14,3 sparato da Filosofia Grimm che fa 2 minuti e 4 decimi per il miglio di gara. In evidenza sempre Filosofia Grimm, Falcon Baldone prova a riavvicinarsi sfruttando la curva, poi Fly dei Greppi, la retta d'arrivo per Filosofia Grimm che è in netta evidenza, Falcon Baldone che prova ad avvicinarsi, poi Fly dei Greppi, Faraone Caraf, ancora Fulmine SM, ma Filosofia Grimm se n'è andata. Filosofia Grimm che viene a vincere netta, al secondo posto finiscono in linea Falcon Baldone e Fly dei Greppi all'interno. Successo di Filosofia Grimm, media di 1,15,6, Antonio Greppi per Michele Aracca, i colori di Claudio Bagni che raddoppiano in giornata dopo il successo di Giglio. Percorso di testa vincente per la figlia di Oasis B che si impone nel finale. Al secondo probabilmente Falcon Baldone riesce a contenere Fly dei Greppi e i due sono molto vicini. Andiamo a rivedere nelle immagini ancora una volta il successo di Filosofia Grimm, mentre scorrono le immagini per il secondo posto, con probabilmente Falcon Baldone che riesce a difendersi da Fly dei Greppi, pertanto in numeri 2, 2, 3, 8 il probabile arrivo della quinta.